Amici del futsal, appassionati di calcio a 5, buon pomeriggio dal Parco Enrico Mattei di San Donato Milanese, 17ª giornata tra Kickoff e Royal Team Lamezia. Buon pomeriggio e ben ritrovati da Marco Pagano con una sfida importante per cercare di rilanciare le sorti di una classifica che adesso è più difficile da digerire per la Kickoff, che era partita benissimo nel girone d'andata, punti preziosi da catturare per muovere la classifica anche nel girone di ritorno per la squadra di Riccardo Russo, che arriva da 3 sconfitte consecutive ma che oggi affronta l'ultima della classe. Il Royal Team Lamezia è arrivata qui con soli 3 punti in classifica e con la chiara volontà di raccogliere dei punti che possono servire per la prossima salvezza. Oggi arbitra Davide Plutino di Reggio Emilia, insieme a lui Mattia Landi di Prato e Denis Precai della sezione di Treviglio. È una Kickoff che ha ridimensionato anche le aspettative di un'annata partita fortissimo. Adesso la squadra si stringe con la volontà di catturare nuove possibilità. Mancherà Gabi De Sousa, squalificata, assente per questa giornata. Prima convocazione per la giovane classe 2003. Giulia Berretta, numero 4, partirà dalla panchina con Carturan, Getulio, Ghilardi, Bovo e Borges, che andranno a muovere il possesso con la maglia della Kickoff. Royal Team Lamezia che arriva in completo verde quest'oggi per cercare l'impresa. Terminò 7-0 la gara d'andata senza grandi dubbi. Una squadra fantastica quella vista nel girone d'andata, la Kickoff, che è riuscita a vincerne praticamente tutte, solo 2 sconfitte, con Lazio in finale di girone con il Pescara. Sono arrivate 2 sconfitte, poi il turno di riposo e adesso la Kickoff torna in campo tra le mura amiche per cercare il successo che manca ormai dall'ultima vinta contro il Bitonto, quello che fu il recupero di fine 2024. Primo possesso per Getulio, 17ª giornata che è già iniziata nel pomeriggio di ieri con la vittoria del Pescara, il pareggio tra CMB e Tiki-Taka, pareggio prezioso che può consentire alla Kickoff anche di accorciare verso la vetta della classifica e mantenersi nel blocco alto. È tutto pronto a San Donato col primo possesso per Jessica Getulio. È iniziata la 17ª giornata tra Kickoff e Royal Team Lamezia, col subito la conclusione tentata da Greta Ghilardi. Calcio d'angolo, parata impresa plastica da parte di Russo, solo corner, ma ottima soluzione dalla distanza di Greta Ghilardi, che adesso viene servita nuovamente sul mancino, deviato, nuovo corner, il secondo in pochi attimi per la Kickoff, che sembra aver iniziato molto forte questo pomeriggio e vuole subito mettere alle corde il Royal Team Lamezia. Getulio, altra soluzione, ribattuta questa volta, Ghilardi all'indietro, Borges apre dove c'è Arianna Bovo, può sterzare, il cross basso, Russo mette fuori, Getulio alimenta in qualche modo, Bovo se la ritrova lì ma la perde e allora può ripartire per la prima volta il Team Lamezia con Alves contrastata immediatamente da Jessica Getulio. Alves costretta al retropassaggio e Borges ne approfitta per andare da Getulio. Mancino largo per Bovo, Russo un'altra volta, altro grande intervento da parte del portiere del Royal Team Lamezia, che adesso si deve difendere dai tanti tentativi in questo avvio di partita. È 0-0 il risultato, ma il ritmo è molto piacevole qui a San Donato. Getulio, Mancino sterzato, destro di tacco per andare da Ghilardi, che libera la corsia per Arianna Bovo. Ha aperto, si torna dal capitano Bovo, Ghilardi, Bruna Borges sterza per andare all'indietro dove c'è Jessica Getulio. Ghilardi, spalla alla porta, scarico all'indietro, Bovo, soluzione precisa, deviata. Sarà il terzo calcio d'angolo di questa partita per la Kickoff di Riccardo Russo. Bovo va dentro, fuori la solita Ghilardi, dall'altra parte c'è Getulio, servita Ghilardi dalla distanza, calcia stringendo la soluzione però sul fondo. Un'altra soluzione potente ma imprecisa da parte di Greta Ghilardi, che ha iniziato bene questo pomeriggio, subito grande protagonista, mettendo in grossa difficoltà il portiere Desiree Russo.
Ghilardi vorrebbe tornare da Borges, lo fa Bovo con un pallone lungo, velenoso, catturato in tempo da Russo, che può ripartire adesso col lancio lungo in avanti. Ines va dietro dove c'è Giovanna, trovato la chiusura per Bovo, va da Ghilardi, altra soluzione imprecisa di Ghilardi che ha avuto la palla dell'1-0, palla sul fondo. E sta faticando il Royal Team Lamezia in questo avvio di partita a tenere le distanze. Adesso ci riprova con Zagar, perso immediatamente il pallone per il pressing di Ghilardi, poi Getulio cambia lato sbagliando l'appoggio, rimessa restituita al Royal Team Lamezia, che riparte dal basso, questa volta costruendo con l'appoggio per Zagar. Ines solo per un attimo tocca il pallone Getulio, rimessa nuovamente per le calabresi che ripartono dal basso, con Ines che cambia lato questa volta andando da Zagar. Ghilardi, contrasto, pulito, si riparte col Royal Team Lamezia in velocità, ha chiuso lo spazio da Ghilardi, rimessa ancora affidata a Zagar che imbuca. Ines non controlla, palla sul fondo, primo pallone per Denis Carturan. Riparte dal basso la kick-off, Bovo, tentativo di dribbling non concesso, ottima chiusura di Alves, è semplice rimessa per la kick-off che deve ripartire dal basso. Borges non può controllare questo pallone, palla che scivola, e allora ne può approfittare nuovamente Ines, chiusa la strada di Taco Bovo, va da Getulio, spazio per Borges, imbucata, restituita Bovo, Ghilardi vorrebbe cambiare lato, poi lo fa inserendo il tentativo di Arianna Bovo, brava Russo a leggere in anticipo. La kick-off però da qualche minuto a questa parte sta facendo più fatica a trovare la verticalizzazione come nei primi minuti. Protagonista grande nelle prime battute è stata sicuramente Greta Ghilardi. Borges, intanto entra Pellegrini, palla per Getulio, inserimento di Borges, con quell'attimo di ritardo non ci arriva l'italo-brasiliana, palla che arriva direttamente sul fondo. Ines, perso un altro pallone catturato immediatamente da Pellegrini, appena entrata la brasiliana Bruna Borges, prova a farsi vedere. E poi Ghilardi trova il pallone in verticale, chiusura ottima di Martinez. Ines anticipata, poi la palla resta lì per Martinez che ci riprova dalla distanza. Chiusura di Getulio, semplice rimessa per il Royal Team Lamezia, che adesso con coraggio sta dimostrando di volerci credere in questo pomeriggio in cui non è semplice. Martinez all'indietro per Ines, trovato il movimento da parte di Alves, che adesso sporca questa traiettoria e torna in possesso davanti al posizionamento di Pellegrini, di fisico, chiude la strada, rimessa laterale per la kick-off con Ghilardi che calcia sempre dalla distanza ma trova solamente il tabellone pubblicitario alle spalle di Russo. Nessun problema questa volta per il Royal Team Lamezia, che inserisce anche la numero 9 Foti. Ines, giocata di fino, non riuscita, Carturan la tiene in campo, la kick-off non vuole perdere tempo. Borges, Ghilardi, trovata Getulio, oggi grande ex, spacca il campo in due, vorrebbe calciare col destro, poi se la porta sul mancino, rientra per la conclusione. Foti, Borges, alza sopra la traversa, ottima soluzione. Ha scelto la via personale questa volta Jessica Getulio, poi ha concluso alto Borges. Bovo chiude e prova a far ripartire adesso la kick-off.
Rimpallo sfavorevole, rimessa laterale per la squadra di Riccardo Russo, che ripartirà adesso da Bruna Borges. Ghilardi, Pellegrini sul destro, calcia Russo, chiude la porta. Nella kick-off prova a manovrare da dietro con Denis Carturan, timido il pressing di Ines. Ghilardi libera per controllare, va da Pellegrini, si gira, Pellegrini col mancino. Palla sul fondo, brivido per il Royal Team Lamezia, ma qui Faustin Pellegrini poteva fare sicuramente meglio. Tu per tu con Russo. Ancora Pellegrini, riconquista il possesso, va da Bovo, sterzata non riuscita, Ines libera l'area. Nella fine in qualche modo il Royal Team Lamezia se la cava, Pellegrini va dentro dove c'è Borges, si gira con una deviazione, allora calcio d'angolo. È sempre lì la kick-off, che però in questo avvio non sta riuscendo a sbloccare il risultato. Adesso scodellata per Ghilardi, Voleno riuscita, rimessa sempre per la squadra di Russo, che resta in proiezione offensiva in questo avvio in cui sta provando a premere sull'acceleratore, ma senza riuscire a trovare il gol dell'1-0. Bovo non si è intesa questa volta con Bruna Borges, palla che sfida direttamente sul fondo, occasione cestinata dalla kick-off. Entra in campo anche il capitano per il Royal Team Lamezia, Correia entrata sul terreno di gioco. Bovo muove per Borges, proprio Correia, solo per un attimo, Ghilardi raccoglie. Bovo apre da Pellegrini, sfida Correia, vorrebbe rientrare sul mancino, poi passa da Bovo, sterzata non riuscita, ripartenza pericolosa per Foti che sbatte addosso a Ghilardi, si apre un varco. Pellegrini accomoda per Ghilardi, Russo nuovamente, Borges con deviazione, nuovo corner. È stata però colpita in volto una giocatrice del Royal Team Lamezia. E allora gioco fermo a San Donato sul risultato di 0-0, nonostante i tanti tentativi collezionati in questo avvio dalla kick-off. Il risultato al momento non cambia. A battere questa volta va Greta Ghilardi con Borges dietro, servita, Borges dalla distanza, centrale la soluzione, Russo intuisce e Getulio rientra al posto di Greta Ghilardi. Getulio, Borges, Pellegrini di tacco, Borges va da Arianna Bovo, imbucata, Correia chiude, rimessa già battuta per Getulio, finta, Mancino dalla distanza, centrale. Russo con calma adesso rilancia in avanti il Royal Team Lamezia, che spreca immediatamente. Errore di Zagar, pressata però molto bene da Bruna Borges. E adesso Faustin Pellegrini all'indietro per il capitano Arianna Bovo. Pellegrini non controlla, cenno comunque di intesa con la compagna, ma qualcosa là davanti non sta riuscendo alla kick-off. Borges, netto anticipo, strappa via il pallone, va da Getulio, assist per andare da Bovo. Si era costruita la soluzione col mancino, intuita però in anticipo da Zagar, e allora la kick-off è costretta a ripartire nuovamente dal basso. Borges apre il gioco, Pellegrini, Bovo, chiuso lo spazio, Zagar concede la soluzione a Getulio. Movimento di Pellegrini che in diagonale mette in difficoltà Russo, ci riprova la kick-off. Getulio dentro per Borges, schermata la traiettoria, Pellegrini si accontenta di una buona rimessa. Borges spalla la porta,
Ha visto Bovo, Martinez in anticipo, prova a dare contropiede Foti. Bovo fa carambolare questo pallone sullo stinco della numero 9. Ritrova la rimessa per la kick-off. Pellegrini. C'è Getulio. 1-2. Pellegrini in porta. Sul destro. Calcia! Nuovamente in diagonale Russo le dice di no. E altra occasione sprecata dalla kick-off con Faustin Pellegrini. È calciato questa volta col destro. Getulio accomoda Borges, torna da lei, non se ne accorta però la numero 17 della squadra di Riccardo Russi. Allora Foti può far ripartire il Royal Team Lamezia. Bovo in anticipo, tunnel su Foti, Correia va da Martinez, ma la kick-off ha già ripreso possesso del pallone con Getulio che allarga in zona Pellegrini, isolata in 2 su di lei. Pellegrini va dentro per Bovo in area, Russo ancora una volta strepitoso per portare in vantaggio la kick-off. Tiro morbido quello del capitano della squadra di Russo. Si resta 0-0. Correia, Foti, è rientrata Alves, passa da Zagar, anticipo da parte di Getulio. Correia, Borges, la palla esce e il Royal Team Lamezia allora conquista metri. Movimento di Zagar, imbucata, non riuscita, c'è l'anticipo di Greta Ghilardi. Russo alza il pallone, in traiettoria c'è Correia, Foti trova il possesso in area, sterza, non calcia, alla fine chiude Renna Bovo. Foti ne approfitta e conclude di nuovo. Alla fine la kick-off si salva in qualche modo, rinviando questo pallone sul primo reale tentativo offensivo del Royal Team Lamezia. Ribattuto dal capitano Bovo. Borges, Teani, trova Ghilardi, sovrappone Teani, dall'altra parte Getulio, 1-2 che non si chiude, rimessa laterale per la kick-off. Ha toccato Alves. Movimento di Getulio, di tacco per Ghilardi, soluzione in porta, traversa piena per Greta Ghilardi, anche sfortunata in questo caso. Teani, Getulio, porta che sembra essere stregata in questo avvio per la kick-off. Getulio, slalom gigante per andare fino al tiro, alla fine trova una deviazione, ma è lei l'ultima a toccare, quindi rimessa dal fondo per Russo, che rilancia più lontano che può. Getulio copre l'uscita di Denis Carturan, rimessa laterale per la kick-off, che ha colpito poco fa una traversa con la gran botta dalla distanza di Greta Ghilardi. E adesso deve ripartire dal basso con Carturan. Ghilardi, imbucata per Borges, Russo in netto anticipo, nessun problema per lei. Correia, Zagar sbaglia, Ghilardi in porta, apre invece di calciare, solo corner. Blocco dentro l'area, Ghilardi dalla distanza, calcia, ribattuto, Correia vorrebbe andare in contropiede, poi allarga per Zagar, inseguita da Teani. Correia, appoggio per Alves, ultimo tocco di Getulio e quindi la rimessa per il Royal Team Lamezia. Non si è intesa questa volta Alves con Foti, pallone troppo lungo, Getulio è scattata davanti alla porta, la tocca davanti a Russo, deviazione in corner. Adesso va bassa per Ghilardi, che questa volta non calcia, perde il pallone Foti, può ripartire in contropiede, Foti verso la porta, non ha visto la compagna, alla fine Foti opta per un buon corner e allora con in break
per le due squadre, che adesso possono riprendere fiato con questo time out. Kickoff che di certo ha costruito meglio, ha giocato di più il pallone nella metà campo offensiva, senza però riuscire a trovare l'occasione per sbloccarla. Qualcosa là davanti non sta funzionando, anche in termini di attenzione sotto porta e di precisione per trovare il gol dell'1-0. Sfortunata Ghilardi nel tentativo dalla distanza, non era il primo di questa giornata, stampato sulla traversa per una Ghilardi sempre più protagonista di questa squadra, lei che è cresciuta di fatto con squadra di Riccardo Russo, ormai pedina fissa anche della nazionale maggiore, cerca il suo 10° gol in questo campionato, un campionato che alla kickoff soprattutto nella prima parte ha regalato grandi soddisfazioni. Si torna in campo, pronti a ripartire, 8:23 da giocare al termine del primo tempo. Non è cambiato per adesso il parziale qui a San Donato. Occasione da corner per Foti, il primo di questo pomeriggio per il Royal Team Lamezia. Conclusione tentata da Alves dalla distanza direttamente sul fondo. Carturan riparte dal basso dove c'è Arianna Bovo. Correia in anticipo, scherma la traiettoria, deve alleggerire però direttamente in zona Russo. E allora il Royal Team Lamezia riparte dal basso. Alves, Ines, sbaglia l'appoggio, Pellegrini cattura il possesso, va in porta col destro e questa volta la mette in buca d'angolo. 1-0 kickoff. Faustin Pellegrini, bravissima ad arpionare questo pallone, a centrare l'angolo basso dove Russo non poteva arrivare. 8° gol in campionato per Faustin Pellegrini dopo 12 minuti e 1 secondo di gioco nel corso del primo tempo. E avanti la kickoff. Correia, Alves, Russo rinvia, Foti anticipata, palla che sfida direttamente sul fondo. Un vantaggio meritato quello della kickoff, che aveva tentato con le varie conclusioni di Ghilardi e Pellegrini di portarsi in avanti. Qua Foti chiude la strada, sarà rimessa dal fondo per Russo, che non ha potuto nulla sulla soluzione ben angolata questa volta di Faustin Pellegrini. Vantaggio kickoff per 1-0. Foti, Ines, Correia, detta la linea di passaggio però è completamente sbagliata. Allora il kickoff torna in possesso Pellegrini per Bovo. Borges allarga dal capitano. Bovo sterza per andare alla conclusione, trova il varco per concludere direttamente in porta centrale, però la soluzione facile per Russo. Martinez rischia su Pellegrini che sembra adesso inviperita, calcia dalla distanza, anche questa volta trova Russo. Borges in buca, Ghilardi, tentativo direttamente sull'esterno della rete senza deviazione. Ghilardi non è pienamente convinta della soluzione adottata alla fine dalla terna arbitrale. Si ripartirà da Russo. Quando siamo entrati negli ultimi 7 del primo tempo. Pellegrini per Bovo, apertura per Borges, movimento di Pellegrini, va nuovamente in porta Pellegrini. Russo superlativa, è arrivata con una velocità supersonica Pellegrini,
che adesso calcia nuovamente piazzando il destro e trovando un'altra deviazione. Ghilardi per Borges, terzo giro dalla bandierina consecutivo per la kickoff. Chiamata Bovo ad un altro schema, lascia per Pellegrini, che questa volta calcia altissimo. Pronta a ripartire Bovo. Martinez, Zagar, palla che scivola direttamente fuori, rimessa laterale per la kickoff con Borges, che riparte da Faustin Pellegrini. Borges di tacco, scambia con Ghilardi, va in porta Borges, piazza il destro, sul palo Borges una seconda volta, raddoppia la kickoff, 2-0 Bruna Borges. Sfortunata nel primo tentativo, 11° gol in questo campionato per la leader tecnica e qualitativa di questo gruppo di Riccardo Russo. 2-0 kickoff, ma anche questa volta con il brivido. Bruna Borges aveva trovato il secondo legno di giornata dopo la traversa colpita dalla distanza da Greta Ghilardi. Zagar lavora il pallone, spalla alla porta, all'indietro per Foti, chiaramente si fa in salita per il Royal Team Lamezia, sotto di 2 gol. Adesso Foti appoggia per Zagar, ripartenza per la kickoff. Ghilardi spacca il campo, vorrebbe aprire per Bovo, lo fa adesso. Bovo in buca, calcio d'angolo col tocco di Foti. Un Ghilardi che aveva fortemente desiderato il pallone di ritorno. Alla fine semplice corner. Ultimi 5-24 per kickoff Real Team Lamezia. Qui conclude Ghilardi con un'altra botta dalla distanza direttamente sul fondo. Pellegrini rifiata, rientra Teani. Sbagliato l'appoggio di Ines, che avrebbe voluto un movimento diverso da parte di Martinez. E quindi Borges riparte da Valentina Teani. Bovo, Ghilardi non trova il movimento di Bovo, che comunque va ad applaudire la soluzione proposta dalla numero 3 della kickoff, Correia. Martinez di tacco, non trova la deviazione, quindi rimessa laterale per la kickoff. Borges calcia con la punta per dare rapidità a questa conclusione, palla sul fondo. Martinez, Ines torna dalla 27, apre il gioco, Zagar in buca, Ines la tiene in campo, in qualche modo il Royal Team Lamezia adesso prova ad offendere, Borges però intuisce e alleggerisce per Carturan. Forzato il lancio lungo da parte di Denis Carturan, in questo caso ottimo pressing della squadra allenata da Flavio Duamaral. Correia, Martinez apre il gioco, Zagar si è buttata dentro Correia, Teani, ottima chiusura, poi con una ruleta se ne va via Ghilardi che scodella il pallone per Bovo, palla che esce, rimessa laterale per il Royal Team Lamezia. Ultimi 4-8 da giocare prima dell'intervallo. Zagar, Ghilardi, Teani apre il gioco, sbaglia però Ghilardi che ha visto un movimento di Borges che non c'è. E allora è tempo per lei di lasciare il campo al posto di Jessica Getulio.
Rilancio di Russo, Denis Carturan raccoglie, riparte dal basso Arianna Bovo. Teani, Bovo alza il pallone per Teani che prende il tempo a Martinez, bravo a tornare su di lei. Alla fine l'ultimo tocco è di Teani, la palla era uscita. E si riparte quindi da Russo. Ines sbaglia, poi ritrova il possesso Correia in appoggio, Zagar alza questo pallone imprendibile. E allora Carturan, movimento di Bovo, Borges trova l'appoggio per Getulio, restituisce il pallone a Borges, Zagar in anticipo, ultima a toccare Borges, rimessa per Russo. È calato il ritmo in questa seconda porzione di primo tempo. L'1-2 prepotente della Kickoff che ha sbloccato con Pellegrini e ha raddoppiato con Bruna Borges, ha messo le cose chiaramente in discesa per la squadra di Riccardo Russo. Teani, Bovo, appoggio, Getulio, torna da Borges che adesso sterza, lascia lì per Jessica Getulio con la suola, se ne va in qualche modo, poi perde l'attimo per compiere l'ultimo dribbling e la palla scivola direttamente sul fondo. Da Russo a Carturan, la Kickoff riparte con Getulio. Teani, scambio stretto, Getulio anticipata, la rimessa comunque resta per la Kickoff. 2:20 all'intervallo, anticipo riuscito, Correia calcia, sfiorando il gol dell'1-2. Stava per riaprire la partita il Royal Team Lamezia. Qui si esalta Getulio che apre il gioco, Pellegrini sovrappone Getulio, Pellegrini passa, ritrova il pallone in aria, poi calcia col mancino, non c'è la terza chance, alla fine libera in qualche modo Alves che allontana la minaccia. Semplice rimessa per la Kickoff avanti di 2 gol. Teani, Pellegrini senza agganciare questo pallone. Borges, Getulio, Teani, di tacco Getulio, anticipata. Teani lascia adesso il campo per Greta Ghilardi. Zagar in buca dentro per Alves, vuole andare in porta, Alves passa, Alves scavetto sul fondo, ma è la seconda occasione negli ultimi minuti del primo tempo per il Royal Team Lamezia, che qui ha sfiorato il gol che avrebbe dimezzato le distanze. Getulio per Borges, la Kickoff torna ad attaccare. Ghilardi non passa, Borges ritrova il pallone per Ghilardi, Pellegrini addomestica, accomoda all'indietro per Getulio, poi Ghilardi in area con l'esterno, trova la deviazione e quindi il calcio d'angolo. Entrati nell'ultimo minuto, ultimi 57 secondi da giocare con Ghilardi che calcia, Russo distinto, adesso fa ripartire il Royal Team Lamezia con Martinez, c'è spazio, Martinez con la punta, brava Pellegrini a chiudere lo spazio. Carturan raccoglie, la Kickoff è già ripartita con Ghilardi. Borges non passa, Bruna Borges insiste, alla fine trova comunque un calcio d'angolo che non viene assegnato e quindi ultimo tocco di Borges. Rimessa per Russo che alza questo pallone, Getulio lascia l'intervento
Carturan, Borges, Ghilardi, Getulio calcia con deviazione, rimessa ultimi 19 secondi del primo tempo. Kick-off sempre avanti di 2 gol. Pellegrini duetta con Getulio, poi calcia, Borges raccoglie, alimenta per Pellegrini, Getulio con l'esterno, trovata Ghilardi, mancino in porta, senza deviazione, palla sul fondo. E adesso il Royal Team Lamezia può gestire gli ultimi secondi per andare all'intervallo, per rinfrescarsi le idee. Qua rischia di perdere il pallone, Alves lo alza, Getulio raccoglie, Borges potrebbe andare al tiro che arriva adesso, stampato sulla traversa, proprio sulla sirena, non è gol. Termina così 2-0 con la terza conclusione che ha colpito il legno in questo primo tempo. La seconda per Greta Ghilardi, che ha visto sfiorare il gol del 3-0. Noi ci prendiamo un break e torniamo per la ripresa di Kick-Off Royal Team Lamezia.
Pronti per la ripresa. Si ripartirà dal risultato di 2-0 in favore della Kickoff. Ha sbloccato il risultato Faustin Pellegrini e poi ha raddoppiato il vantaggio Bruna Borges con la Kickoff, che però nel finale del primo tempo ha rischiato di vedersi dimezzare lo svantaggio maturato grazie ad un forcing incessante nella prima frazione. Adesso inizia la ripresa col 2-0 maturato nel primo tempo per la squadra di Riccardo Russo. Foti a manovrare, ha avuto una buona opportunità nel finale per il Royal Team Lamezia. Ines non riesce nel controllo, Borges gliela porta via. Cambio intanto in porta per la squadra di Riccardo Russo. Si è scaldata molto nel primo tempo Ilaria Brugnoni, quella che di fatto è portiere considerato di riserva rispetto alla titolarità di Denise Carturan. Occasione per lei per vivere da protagonista il secondo tempo. Borges in porta, potrebbe calciare, lo fa! Con gol del 3-0 Bruna Borges, doppietta personale, ha triplicato il vantaggio la squadra di Riccardo Russo in avvio di secondo tempo. Dopo solo 42 secondi la squadra di Riccardo Russo segna il gol del tris. All'andata terminò 7-0 come già ricordato. Adesso il ritorno è sempre più in discesa in questo avvio di secondo tempo con Brugnoni in anticipo. Rimessa laterale per il Royal Team Lamezia. Di certo non questa è la gara per provare a risalire la classifica per il Royal Team Lamezia. Una trasferta considerata complessa vista la classifica. Squadra che ha vinto nel girone d'andata solamente a inizio dicembre contro il Molfetta. Qui recupera Bovo, potrebbe andare in porta Bovo, col piattone spedisce addosso a Russo, brava a restare lì. Alla fine però la Kickoff si è mangiato il quarto gol di vantaggio. Ne ha avute tante di opportunità già nel primo tempo. Getulio dalla distanza, ribattuta la soluzione e allora Ines lancia in avanti, Foti controlla, potrebbe andare in porta con deviazione, calcio d'angolo, questa volta però più convinta la squadra allenata da Do Amaral ad andare in contropiede con Foti, che ha concluso con deviazione, poi trova il gol del 3-1 Ines, una botta micidiale sotto l'incrocio dei pali. Riaperta la partita a San Donato. Che missile quello di Ines, la numero 10 del Royal Team Lamezia, che rimette nuovamente tutto in discussione. Un gol che certifica la crescita di questa squadra all'interno della partita, mentre resta a terra Bovo, una botta con proprio Ines. E per Bovo la botta deve essere stata anche abbastanza fastidiosa, perché resta a terra dolorante, botta in volto per lei. Serve subito dello spray per provare a contenere anche il dolore di questa botta. Arianna Bovo resta a terra. Scontro che è arrivato subito dopo il gol del 3-1, con Bovo che si rialza solo in questo momento, ma sembra totalmente frastornata e in lacrime deve lasciare il campo. Gli applausi di San Donato, in lacrime Arianna Bovo lascia il terreno di gioco ad inizio ripresa. È arrivato adesso il ghiaccio per lei, che dovrà però seguire la partita dalla panchina, sperando chiaramente che non si tratti di nulla di grave, anche se le lacrime di Bovo in questo momento lasciano pensare ad una botta molto dolorosa avvenuta
proprio nello scontro con Ines, che ha riaperto la gara. Si riparte dal risultato di 3-1 in favore della Kickoff. Avvio di ripresa scoppiettante con Bruna Borges e Ines in gol. Di fatto hanno ristabilito la stessa differenza vista al termine del primo tempo. Qui Pellegrini con una giocata forse eccessiva esce col pallone e riconsegna il possesso alla Royal Team Lamezia. Russo alza il pallone, Borges di testa, Ghilardi accomoda per Getulio e da sola calcia Getulio. Russo un'altra volta superlativa, risponde presente e poi raccoglie questo pallone lanciandolo per far ripartire il Royal Team Lamezia. Alves all'indietro per Foti, sbaglia l'appoggio, rimessa a Kickoff. Borges, Pellegrini, Getulio di tacco, torna da Faustin Pellegrini che col mancino la mette dentro. Ribattuto il tentativo, Getulio però insiste. Di tacco, lascia per Borges che calcia con deviazione, ritrova il pallone per servire nuovamente Getulio. Cross dentro l'area, ribattuto, riparte adesso il Royal Team Lamezia con Ines che non riesce qua a superare Getulio. Borges potrebbe andare da lei, Getulio subisce il fallo, Pellegrini si era trovato il pallone lì per calciare ma c'è stato il fischio precedente da parte del direttore di gara. Calcio di punizione per la Kickoff da posizione molto invitante. Problema anche per Russo, rimasto a terra in questo momento, deve aver subito un colpo sentito, probabilmente una fitta sull'ultimo intervento. Superlativo su Getulio, preallertata chiaramente Luzzi, con Russo che prova comunque a restare in campo. Problema probabilmente al ginocchio o al quadricipite sinistro. Ghilardi e Getulio pronte sul punto di battuta. Parte Getulio, in porta decisa, deviazione, corner. Pellegrini all'indietro, trova Getulio, torna da Pellegrini, due tocchi per servire Borges sotto porta. Greta Ghilardi trova il gol del 4-1. È tornata più 3 la Kickoff con il gol di Greta Ghilardi che dopo tanti tentativi nel primo tempo, 2 traverse colpite, trova finalmente la gioia di un gol che rimette in serenità le cose. Per Ghilardi arriva il tanto atteso 10° gol in campionato. Adesso Pellegrini si costruisce lo spazio per andare in porta. Pellegrini col mancino dilaga la Kickoff. 5-1. Faustin Pellegrini, doppietta anche per lei. Blackout del Royal Team Lamezia. Adesso esce Russo, non al meglio, entra Luzzi, classe 2003. E adesso sia Kickoff che Royal Team Lamezia stanno giocando con i portieri considerati di riserva, quelli con chiaramente meno minutaggio in questo campionato. Borges non va da Teani, allarga per Pellegrini, di tacco per Bruna Borges. Si fa vedere Teani, Pellegrini torna da Borges, allarga adesso per Valentina Teani, sfida Foti, ultimo tocco della 9 del Royal Team Lamezia, rimessa laterale per la Kickoff. Getulio calcia verso la porta, di partenza adesso per il Royal Team Lamezia, apertura per Martinez, calcia con deviazione, palla sul fondo, sarà calcio d'angolo.
Foti serve all'indietro, Martinez, adesso può ripartire la kick-off. Pellegrini, trovata in velocità, se la porta avanti con la suola, Pellegrini, sterza per rientrare, Getulio, Borges, Teani, lascia sovrapporre adesso Bruna Borges che va dentro per Getulio, Borges, Getulio, duettano le due e tripletta di Bruna Borges, 6-1 kick-off. Adesso spettacolo per la squadra di Riccardo Russo. 4:36, Borges segna la tripletta, doppietta per Pellegrini e gol di Greta Ghilardi in questo 6-1, in cui di mezzo c'è anche gol di Ines, forse il più bello dei 7 visti fino adesso, ma che porta una magra consolazione chiaramente alla Royal Team Lamezia, che sta vedendo scappare via in questo avvio di ripresa la kick-off. In questo momento totale padrona del campo e del risultato. Teani insiste, Luzzi accompagna direttamente sul fondo. 15 minuti al termine, ma il risultato sembra in questo momento essere già scritto. Foti all'indietro, Alves di tacco, Alves torna sul pallone, anticipo di Getulio che vorrebbe il gol dell'ex. Getulio va fino in porta, Getulio sul mancino, sterza all'indietro, trovata Arianna Bovo. È tornata in campo il capitano della kick-off dopo la botta subita in precedenza con Ines. Ghiaccio applicato e tutto ok per il numero 18 della squadra di Riccardo Russo, che dopo le lacrime di inizio ripresa adesso è tornata in campo Ines. Correia alza il pallone, Pellegrini, pressing, alla fine l'uscita di Luzzi che lascia il pallone per Ines. Foti tocca il pallone con la punta, Getulio in netto anticipo, protegge la sfera, Brugnoni allarga il gioco senza forzare la giocata, la kick-off avanti di 5 gol in questo secondo tempo. Continua a manovrare con Pellegrini, giocata non riuscita, Getulio comunque dà supporto, Ines alla fine porta via il pallone e passa da Foti, chiude il triangolo, Getulio ha letto in anticipo, la kick-off sbaglia questa verticalizzazione sull'asse Bovo-Pellegrini, entra Greta Ghilardi al posto di Getulio, sembra essere in ghiaccio il risultato tra kick-off e Royal Team Lamezia, squadre che torneranno in campo settimana prossima con la kick-off che andrà in Veneto contro la VIP, mentre qua ci prova con Teani, solo calcio d'angolo per la kick-off, anzi l'ultimo tocco è proprio di Valentina Teani, quindi rimessa dal fondo. Settimana prossima invece l'impegno per il Royal Team Lamezia non ci sarà, visto che potrà riposare in vista poi del prossimo incontro. Foti con la punta, Zagar non raccoglie e poi Pellegrini lascia il pallone, palla in rimessa laterale già battuta, Zagar questa volta prova dalla distanza, palla sul fondo, Ghilardi trova Bruna Borges, vorrebbe far passare questo pallone in corsia, Ghilardi trova Borges da sola Teani, Ghilardi accomoda per Valentina Teani che davanti alla porta non calcia, Luzzi in chiusura, sensazione che oggi si vogliono iscrivere tutti alla festa, qui Ghilardi invece di calciare ha lasciato spazio a Valentina Teani che avrebbe potuto segnare un gol prezioso anche per la sua crescita. Teani calcia con la punta, deviazione di Ines, sarà calcio d'angolo.
pronti ad andare. Ghilardi calcia dalla distanza, Luzzi, strepitosa, sulla botta decisa e centrale. Bovo calcia questa volta alto, senza inquadrare lo specchio. E Ghilardi oggi ha il destro molto caldo, ha trovato il gol nell'unica soluzione di fatto in cui non ha calciato dalla distanza. Quando ha provato da fuori ha trovato belle parate e anche 2 traverse. Borges risale il campo la kickoff, trovato l'asse per servire Greta Ghilardi, che col mancino prova a inquadrare lo specchio, palla sul fondo. Zagar, Ines trova nuovamente Zagar, ultimo tocco di Ghilardi, la rimessa è per il Royal Team Lamezia che riparte dal basso e si appoggia adesso a Martinez. Ottima chiusura di Ghilardi. Risultato per adesso ancora meno pesante rispetto alla sconfitta dell'andata, ma di certo la differenza è stata rimarcata anche questa oggi tra Kickoff e Royal Team Lamezia, con la Kickoff che continua ad attaccare. Borges chiusa, e la palla che viene raccolta da Luzzi. Ines sbaglia l'appoggio. Bovo, Teani vorrebbe andare in porta, dribbling riuscito, Bovo calcia angolando il tiro, quarto palo di questo pomeriggio, il primo per Arianna Bovo. Ghilardi, altra puntata, deviazione di Ines, il nuovo calcio d'angolo per la Kickoff che non ha intenzione di fermarsi nonostante il largo vantaggio in questo momento. Ghilardi col piatto questa volta, Luzzi intuisce, Martinez rinvia, Correia in mezzo al traffico, se ne va in qualche modo. Zagar all'indietro, esce dal pressing il Royal Team Lamezia. Ghilardi però sporca la traiettoria di Correia, semplice rimessa. Ines rischia, ma alla fine Bovo ottiene una buona rimessa, dovrà ripartire dal basso. Brugnoni, di fatto inoperosa fino adesso, se non per il gol subito in cui poteva farci veramente poco, vista la conclusione violenta e molto ben angolata da Ines. Zagar apre il gioco, Correia vorrebbe chiudere il triangolo, Zagar ottimo movimento, ha servito in corsa, chiusura di Brugnoni, calcio d'angolo per il Royal Team Lamezia. E ripartenza per Bruna Borges che apre per Teani. Correia, anticipo pulito per l'arbitro, si prosegue con Ghilardi che riconquista il possesso. Zagar sbarra la strada, la Kickoff è costretta a ripartire dal basso. Bovo allarga, Teani se la porta sul destro, rimessa laterale per la Kickoff, già battuta con Bovo che prova l'imbucata. La Kickoff riparte dalla stessa zolla di campo. Borges lascia lì Ghilardi con deviazione, resta sempre in possesso la squadra di Riccardo Russo. 6-1 il parziale, con la tripletta di Borges, la doppietta di Pellegrini e il gol di Ghilardi con in mezzo la rete di Ines per il Royal Team Lamezia. Altra chiusura da parte di Capitan Correia, lascia il campo ad Alves. Bovo dal limite scarica il destro direttamente sul fondo, ha trovato lo spazio per andare a calciare Arianna Bovo. Martinez, Ines
deve spedire il pallone fuori perché la kick-off resta sempre alta con il pressing. Non sta mollando un centimetro la squadra di Russo, che dopo le 3 sconfitte consecutive sta tornando alla vittoria e lo sta facendo bene in casa contro l'ultima della classe. Ma di certo un risultato che non poteva mancare oggi per rilanciare le sorti di un campionato che adesso la vede ancora più protagonista là davanti nella lotta in zona playoff scudetto. Il pareggio di ieri del Tiki-Taka apre anche nuovi scenari, considerando che la kick-off ha già riposato la scorsa settimana e non dovrà più farlo fino al termine della stagione. Ghilardi calcia, ribattuto il tentativo, ripartenza per Ines, ottima imbucata. Alves, extra pass non riuscito, la kick-off si riversa in avanti e allora Luzzi accomoda il pallone fuori. Martinez, duetta nello stretto, poi riparte in velocità. Bovo riesce a contenere nella corsa e scodella il pallone in avanti per Valentina Teani. Ottimo movimento, chiusura immediata, Zagar fa un ottimo lavoro. Luzzi riparte dal basso con Ines al rilancio, totalmente a vuoto. Spazio per Pellegrini al posto di Teani, che ha sfiorato il suo primo gol in questo campionato. Pellegrini gioca d'anticipo da terra, Martinez in maniera regolare tiene il possesso. Pellegrini dietro per Borges, trova lo spazio per andare da Getulio, il cross direttamente in porta. Luzzi senza grossi problemi cattura il possesso e fa ripartire il Royal Team Lamezia. Palla aperta per Zagar, chiusura di Pellegrini che si sta spendendo molto in questa partita anche in fase difensiva. Prestazione condita da una doppietta, tra cui il gol che ha aperto le sorti di questo incontro in un primo tempo in cui di fatto la kick-off aveva fatto molta fatica ad andare a segno. Prestazione strepitosa di Russo, neanche 2 traverse. Pellegrini rientra, Ghilardi apre il gioco per Bruna Borges. Getulio per Ghilardi, altra traversa, la terza personale, la quinta di un pomeriggio che sembra essere stregato per lei. Quinto palo per la kick-off, terza traversa di Greta Ghilardi, in mezzo c'è anche un gol per lei, il 10° in campionato. Alves riparte da Foti dopo l'ennesimo brivido di questo pomeriggio. 6 gol e 5 pali colpiti dalla kick-off. Il Royal Team Lamezia spreca il possesso. Borges rientra, Pellegrini chiude il triangolo con Borges, pallone che però è uscito. Allora l'arbitro indica la rimessa laterale per il Royal Team Lamezia. Ultimi 6:43, risultato che da qualche minuto a questa parte resta invariato. 6-1 il risultato in favore della squadra di Riccardo Russo. Ghilardi raccoglie un altro possesso di fisico, se ne va. Ghilardi fino in fondo, il cross che arriva, Zagar in calcio d'angolo. Pellegrini conclude direttamente sul fondo. Altra soluzione tentata dalla giocatrice francese a caccia della tripletta. Chiude Borges, Ghilardi lascia lì il possesso per la kick-off. Foti riconquista. Alla fine il Royal Team Lamezia riparte da Alves, che allarga il gioco trovando Martinez. Alves si appoggia a Foti, dribbling non riuscito. Borges alla fine protegge il possesso. Pellegrini finta la verticalizzazione, poi apre il gioco per Ghilardi.
Pellegrini con l'esterno, la tiene in qualche modo in campo, poi si scontra con Martinez, brava ad ottenere il possesso e a smistarlo nuovamente in zona Alves. Ghilardi di testa, Getulio rincorre la sfera ma non può mantenerla sul terreno di gioco. Ultimi 5 e 27 al termine dell'incontro, il risultato ormai netto, 6-1 il risultato. Conclusione della distanza, Brugnoni, la palla non è entrata, brivido per la kickoff. E con Brugnoni qua stava per riaprire le sorti. Brava comunque nel rispondere alla sbavatura, nel tenerla al di qua della linea. Alves dalla distanza calcia con deviazione, rimessa a Royal Team Lamezia, che nel finale sta provando a giocarsi le ultime carte per ravvivare questo pomeriggio a San Donato. Alves, Zagar, apertura per Foti, controllo sbagliato. E allora Getulio può ripartire da Greta Ghilardi, alza il pallone in zona Getulio, movimento di Pellegrini, servita, triangolo che non si chiude, Foti allarga e allontana la minaccia, ma è Ghilardi ad arrivare per prima sul pallone. Ghilardi di forza, se ne va Ghilardi, arriva fino in fondo e conclude con deviazione, sarà calcio d'angolo. Straripanza fisica di Greta Ghilardi in questa situazione, è arrivata fino in fondo per calciare e trovando la deviazione il conseguente corner. Ghilardi col mancino calcia in porta, altra parata su Greta Ghilardi, che questa volta col mancino ci ha provato centrale, trovando Luzzi. Ghilardi indietro per Getulio, di tacco Ghilardi in buca, uscita del Royal Team Lamezia. Ghilardi recupera immediatamente il pallone, va da Getulio. Borges nello stretto, ha bisogno di tornare indietro, si appoggia Ghilardi, poi dietro per Brugnoni, chiamata a dare una mano per oleare il possesso, qua sbagliato da Getulio. Foti, bagger di Brugnoni, riparte la kickoff. Borges totalmente sola, Borges con la suola, accomoda per Pellegrini, Pellegrini sterza e calcia palo, il sesto di questo pomeriggio per la kickoff, che ha segnato 6 gol e ha centrato 6 legni, 3 traverse di Ghilardi e 3 pali. Fallo di Pellegrini su Martinez, e allora si riparte dal piazzato in favore del Royal Team Lamezia, con Foti che detta la via di uscita a Martinez e in porta Martinez. Brugnoni si rifà e qui compie un grande intervento in uscita. Teani, Pellegrini, si porta avanti il pallone, troppo, e allora l'intervento è comodo da parte di Luzzi. Rimessa per Martinez. Alves alza il pallone, ultimi 3 e 20 da giocare. Pellegrini, Bovo apre il gioco, Teani, pallone che è scivolato fuori e quindi sarà rimessa laterale per il Royal Team Lamezia. Foto all'indietro, riparte da Martinez. Chiusura da parte di Bovo, Royal Team costretto a ripartire dal basso con Luzzi, Alves, Foti, 2 tocchi all'indietro, sbagliato però l'ultimo per andare da Ines, allora la rimessa è in favore della kickoff. Bovo conclude, Ines mette fuori con deviazione. E allora nuovo possesso per Arianna Bovo, che di punta va dentro.
Luzzi raccoglie e rilancia in avanti. Alves scavalcata dalla traiettoria, alla fine non riesce a mantenere il pallone in campo. Ultimi minuti di questa partita, mancano 2:37. Il risultato è rimasto di 6-1. Bovo può allargare, Teani non viene servita, Bovo torna sui suoi passi e va alla fine da Valentina Teani. Pellegrini vorrebbe il movimento a rientrare, Teani però tarda a sovrapporre, allora torna indietro da Bovo. Pellegrini servita, nuovamente in corsa, Pellegrini col destro, con deviazione, calcio d'angolo. Esulta Luzzi, gran risposta sul destro di Pellegrini. Getulio, finta di tacco per andare da Bovo. Pellegrini apre per il capitano. Entrati negli ultimi 2 minuti di questa partita. Getulio, scambio non riuscito, Ines prova a ripartire, palla al piede, Foti in verticale, non viene servita. Alla fine la kick-off concede nuovo possesso con la conclusione di Ines, che termina largamente sul fondo, chiede il cambio Pellegrini. Tra pochissimo verrà sostituita. Teani va da Bovo. Getulio trova Pellegrini e qui calcia fuori. Zagar in buca, Bovo chiude, la kick-off adesso riparte con Arianna Bovo, altra rimessa dopo il tocco di Ines. Brugnoni trova Teani, Bovo può aprire, trova nuovamente Teani, in porta Teani, chiusura da parte di Luzzi, sarà calcio d'angolo. Bovo ha cercato proprio con lo sguardo il movimento di Valentina Teani, ancora vicina un'altra volta al primo gol di questo campionato in maglia kick-off. Teani all'indietro per Getulio, Bovo torna da Teani che scarica il destro in porta, senza deviazione, rimessa dal fondo. Iniziati gli ultimi 60 secondi, ne mancano 53 adesso al triplice fischio. Zagar all'indietro, duetta con Foti. Zagar poi appoggia dove c'è Martinez che sterza. Foti protegge questo pallone, alla fine sbuca. Ines in area, contrastata senza fallo, Brugnoni raccoglie. Tutto ok per l'arbitro, ma Ines in caduta si è fatta male. Si rialza adesso Ines. Gli applausi di San Donato per Ines, che nonostante il fastidio per la botta subita resta in campo con Brugnoni che ha già ripreso il gioco. Gli ultimi 23 secondi da giocare. Palla scodellata, Brugnoni raccoglie. Adesso riparte con il lancio lungo direttamente dalla collega di questo pomeriggio, Luzzi. Ines, ultimo possesso, Foti in buca, Zagar non può mantenerla in campo. 5 secondi al triplice fischio, si avvicina il ritorno alla vittoria per la squadra di Riccardo Russo. 6-1 il risultato, può tornare ad esultare la kick-off che non vinceva dal 29 di dicembre, poi ultimo successo in trasferta il 5 di gennaio. Torna adesso a vincere in casa, la kick-off lo fa 6-1 contro il Royal Team Lamezia. La festa di San Donato per una vittoria larga che poteva esserlo ancora di più. Senza grandi dubbi oggi stravince la kick-off
merito di una straordinaria Bruna Borges e di una prestazione di squadra di altissimo livello. Con le immagini che vi giungono da San Donato e la festa della kick-off noi vi salutiamo, a risentirci. Da Marco Pagano.